Signori autorità, benvenuti in piazza Giovanni Paolo I, dove oggi si compie il rito della presentazione della neocostituita Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che si svolgerà all'interno nell'aula civica del museo. La cerimonia si compone del solenne alzabandiera, alla quale vi invitiamo a partecipare, salutando il tricolore e il cappello per chi ne è dotato e cantando tutti assieme l'inno di Noemi, come abbiamo fatto giovedì scorso in Piazza del Popolo. Grazie per la vostra collaborazione. Per tutti, attenti! Alza bandiera! Tutti, riposo! La formalità dell'alzabandiera è stata compiuta, ora raggiungeremo all'interno dell'aula civica secondo il protocollo predisposto per l'entrata. Buongiorno a tutti dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, buongiorno ai nostri ospiti, ai colleghi della stampa. Grazie per la vostra presenza. Io sono Stefano Gambarotto e, come mi piace ripetere, ho il privilegio di essere il conservatore del Museo della Battaglia che oggi ospita questo evento. Siamo qui per presenziare al ritorno in campo dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, che oggi riprende a pieno titolo il suo ruolo di custode della memoria, dei valori di un'epoca e di una generazione di italiani che oggi non sono più tra noi, ma il cui retaggio l'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto aspira a mantenere vivo. Passo subito a presentarvi i nostri ospiti. Al centro del tavolo il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, alla sua destra il neoeletto presidente dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Mario Collet, alla destra del presidente Riccardo Bertolini, che è invece presidente della Consulta delle Associazioni d'Arma, alla destra del presidente Bertolini Gabriele Prodromo, vicepresidente. All'altro capo del tavolo abbiamo Antonella Uliana, il secondo vicepresidente dell'associazione,
e al lato estremo l'avvocato Marco Caliandro, segretario generale della rinata Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Grazie per la vostra presenza. Alla fine della cerimonia verranno consegnate le spille dei soci sia ai soci onorari che ai membri del Consiglio nazionale. Io esaurisco qui le formalità della presentazione e do subito la parola per il primo indirizzo di saluto al sindaco Miatto. Prego, signor sindaco. Buongiorno a tutti, signore e signori. Benvenuti a Vittorio Veneto. Io vi porto i saluti dell'amministrazione e dell'intera città. Vi ringrazio per la vostra presenza, che vedo numerosa e completa, mi pare, e quindi questo denota calore e partecipazione per questo evento. Io vorrei lasciare a chi mi seguirà nelle esposizioni la descrizione di cosa sia la Rinata Associazione e del percorso che ha portato alla sua rivitalizzazione. Vi prego soltanto di accettare la mia espressione di soddisfazione, di grande soddisfazione, per il fatto che grazie al Comune di Vittorio Veneto è stato possibile percorrere l'insieme di passaggi che sono stati necessari per la rinascita di questo importante sodalizio. Non è che questa associazione nasca oggi, è già nata qualche tempo fa, ma dovete scusare, il Covid ha un pochettino cambiato l'ordine con cui si sono svolti gli eventi. Già i nostri associati e il Presidente in più posti in Italia ha potuto vedere con quanto calore viene ricevuto il loro gonfalone e quindi la soddisfazione che accomuna il Comune di Vittorio Veneto e la sua amministrazione e tutti coloro che ringrazio anche loro in questo momento si sono adoperati per questa operazione di rinascita con grande caparbietà e con grande decisione. Grazie a tutti. Grazie signor Sindaco. Prima di dare la parola al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, due note sulla storia dei Cavalieri di Vittorio Veneto e dell'Associazione. Nel 1968, in occasione del 50° anniversario della vittoria, la Repubblica istituiva il titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto, intitolando questa onorificenza alla città che aveva dato il proprio nome all'ultima battaglia della Grande Guerra combattuta sul fronte italiano. Il Cavalierato di Vittorio Veneto sarebbe stato dato a tutti i reduci in vita che avessero prestato almeno 6 mesi di servizio al fronte. Pensate, furono più di 1.100.000 gli insigniti del titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto, ai quali fu riconosciuto il diritto di portare la croce che vedete riprodotta in quell'immagine. A questi reduci andò anche la medaglia d'oro, medaglia ricordo, coniata per celebrare quello storico 50° anniversario. Il passo successivo fu quello di creare l'associazione che oggi riprende il suo cammino. Allora un sodalizio fra combattenti che erano stati protagonisti di un passaggio epocale della nostra storia nazionale, oggi invece composta dai loro discendenti, impegnati a promuoverne la memoria. L'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto fu fondata a Genova, ma coloro che la crearono stabilirono che la sua sede naturale non poteva che essere la città che ne portava il nome, e cioè la nostra Vittorio Veneto. Ed è da qui che oggi tutto riparte. La parola al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, Mario Colletta. Grazie.
Grazie a tutti per essere intervenuti in questa giornata che noi consideriamo storica. Volevo rivolgere il mio saluto di benvenuto in modo particolare al nostro eurodeputato Antonio D'Arè, che trovo qui presente. Al suo fianco c'è il nuovo nostro comandante capitano dei Carabinieri della stazione di Vittorio Veneto, al quale auguro un buon lavoro per essere venuto tra noi. Vedrà che qui troverà, come hanno trovato i suoi predecessori, della gente che è molto ben disposta verso l'Arma e soprattutto troverà grande collaborazione anche da parte nostra, e intendo come colleghi sindaci, per cui grazie di essere tra noi a Vittorio Veneto e le promettiamo la nostra collaborazione. Ringrazio il generale Spinelli che si trova al fianco del nostro colonnello Lorenzo Cadeddu, che lascerò per ultimo, e un grazie speciale alla signora Lidia, che è la figlia dell'ultimo presidente dell'Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Lascio per ultimo il nostro colonnello e amico Lorenzo Cadeddu, al quale vorrei che rivolgeste un bel applauso, perché non era per niente scontato che oggi fosse qui tra noi, perché non ha voluto farsi mancare anche un altro piccolo interventino in ospedale, e so quanto gli sarebbe mancato essere oggi, dopo la fatica che anche lui insieme a noi ha fatto perché se potesse rinascere questa associazione. Ti facciamo tanti auguri di salute. Oggi l'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto viene presentata sia alla stampa, ma soprattutto ai cittadini e a tutti quanti voi, cari amici, e se siamo potuti arrivare fin qui lo dobbiamo alla tenacia con cui il gruppo promotore ha perseguito il sogno di veder rinascere un ordine istituito nel 18 marzo del 1968, in occasione allora del 50° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, per rendere onore a tutti i veterani che l'avevano combattuta. Ringrazio, come ho già anticipato, tutte le autorità militari e civili presenti, ma voglio esprimere un ringraziamento particolare al Presidente della Consulta Riccardo Bertolini e in questo caso al suo segretario Gabriele Prodomo per la tenacia con cui hanno voluto portare avanti questa rifondazione. E insieme a loro voglio ringraziare, ma veramente ringraziare di cuore, l'avvocato Salvatore Cagliandro, il nostro segretario generale, che ci ha dato il giusto supporto sotto il profilo legale, e per ultimo, ma non per ultimo, il sindaco di Vittorio Veneto, che è stata l'anima nel far rinascere questa associazione, in quanto il Comune era rimasto l'unico socio presente in questa associazione. Tutti questi ci hanno supportato, come vi ho detto, sotto il profilo legale e istituzionale, in un percorso durato 2 anni, che ha permesso a questa associazione di diventare realtà e prendere formalmente vita. Il Consiglio direttivo ha affidato a me la presidenza e non posso che essere loro grato per la stima e la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Permettetemi però di confidarvi che in questo momento sono profondamente emozionato, oltre che onorato, nel ricordare il mio nonno materno, che è stato un cavaliere di Vittorio Veneto. È mancato nel 1969, proprio un anno dopo
aver ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto. E dal 1970, da quando mia nonna mi ha consegnato questa sua medaglietta che porto ancora al collo, porto con orgoglio la sua medaglia e lo ringrazio per aver messo la propria vita a disposizione della nostra patria durante il primo conflitto mondiale. Non l'ho mai tolta, perché porta con sé un pezzo di storia della mia famiglia, ma non solo, un pezzo di storia del nostro Paese. Ricordo ancora perfettamente tutto quello che mio nonno mi raccontava di quella parentesi tanto dolorosa quanto segnante della sua vita. E immagino che mai si sarebbe aspettato che quel bambino che teneva in braccio e sulle ginocchia mentre gli raccontava tutta la sua esperienza della guerra sarebbe diventato il presidente dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Io lo so, lo intuisco e lo sento che lui è presente con me oggi e sarà emozionato quanto lo sono emozionato io. Carissimi amici, credo fermamente che oggi più che mai sia necessario mantenere viva la memoria di quanti hanno sacrificato la vita per garantire libertà e democrazia. La libertà e la democrazia non sono concetti scontati, ma valori preziosi da coltivare ogni giorno. Proprio in questo periodo stiamo toccando con mano cosa vuol dire che un popolo possa perdere la sua libertà e la sua democrazia. Prometto quindi di dedicarmi con passione alla promozione di qualsiasi iniziativa volta a cementare nell'animo degli italiani l'amore e il rispetto per il nostro bellissimo Paese, ma soprattutto per la nostra bellissima democrazia. Farò del mio meglio, impegnandomi con costanza per non deludere quanti hanno creduto in me e non smetterò mai di adoperarmi al meglio delle mie possibilità per trasmettere anche ai più giovani i valori fondamentali che hanno animato i nostri eroici combattenti. Primo tra tutti quello del sacrificio per la nostra gloriosa patria. Grazie. Grazie signor Presidente. La parola passa ora al Presidente della Consulta delle Associazioni d'Arma, Riccardo Bertolini. Buongiorno a tutti. A nome della Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma di Vittorio Veneto, che ho l'onore di rappresentare, sono lieto che in questo giorno, in questa sala di rappresentanza, abbia luogo questa conferenza stampa voluta a sensibilizzare le istituzioni e i cittadini alla rinascita dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Alla ricostituita associazione fautrice di questa nobile iniziativa auguro un percorso futuro ricco di attività, impegnato anche nel ricreare quell'amor patrio di cui è ricca la storia dei caduti della Grande Guerra. Tengo a ricordare che nel Sacrario delle Bandiere a Serravalle di Vittorio Veneto, luogo dove sono conservati e curati labari, vessilli e bandiere provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, è conservato, credo, il gonfalone più importante della storia d'Italia, quello della Presidenza Nazionale dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Nel ringraziare tutti della vostra presenza, auguro
una buona giornata e do la parola al nostro segretario. Grazie signor Presidente. La parola passa ora al segretario della Consulta, nonché vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, Gabriele Prodomo. Pronto? Quanta emozione, credo di superare tutti quanti, perché trovarci oggi e aver radunato tutte queste autorità ed è... Te lo tengo. Ok. Essere arrivati oggi a questo obiettivo per me è una grande soddisfazione. Io sono segretario dell'Associazione della Consulta da circa 5 anni. Questa storia voglio raccontare un po' come è nata. Nel 2019 chiesi al Presidente se il nostro Gonfalone avesse mai sfilato a Roma e lui mi rispose di no. Poi con un'altra discussione con un assessore a quel tempo, nel 2018, disse chiaramente che questa associazione era estinta. Allora ha creato in me una curiosità, dicendo al Presidente a che titolo conservavamo il Gonfalone e i Labari quando questa associazione era estinta, quindi i gonfaloni dovevano essere riconsegnati, perché non ne aveva a Roma, non so dove. Poi questa discussione fu portata all'interno della Consulta. Ci sono voluti gli ultimi 2 anni per arrivare a questa conclusione, però la cosa è partita un po' più lontana, quindi ci vogliono dei tempi per arrivare a qualche obiettivo di una certa importanza. Devo ringraziare il colonnello Cateddu, anche il generale Alpad, non so se è qui da qualche parte, che attraverso una discussione è emersa che l'associazione non era estinta, ma era anemizzata e quindi e che l'unico socio fortunatamente in vita era il comune, che non aveva mai disdetto questa cosa. E ci siamo messi in moto, abbiamo deciso di cominciare a creare questo comitato promotore, informando l'amministrazione comunale, che attraverso il sindaco Miatte e la dottoressa Dalla Torre hanno dato pieno appoggio a questa cosa e hanno trovato pieno consenso nell'amministrazione comunale, perché questa associazione veniva retta dal 1992 da reggenti. Non è stato più costituito un comitato, un consiglio direttivo nazionale. Quindi questi reggenti, grazie al colonnello Quinzi e il segretario Marta, hanno portato avanti fino quando l'ultimo cavaliere di Vittorio Veneto, un certo Delfino Borroni di Milano, bersagliere, è deceduto a 110 anni. Da quel momento, dopo 2 anni, questa cosa avevano quasi deciso che non contasse più nel 2010, ma si vede che a ben pensare di qualcun altro hanno nel 2012 riattivato questa ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, che a capo di quest'ordine è il presidente pro tempore adesso Mattarella. Quindi è un grande onore, soprattutto per Vittorio Veneto, riattivare questa cosa, in quanto a Roma stavano sorgendo ventilazioni di altre società che volevano un po' camuffando questo privilegio. Quindi, ripeto, non voglio tirarla lunga, per me è e sarà sempre un grande onore, come ha detto il Presidente, che ci conosciamo davanti in un'altra ipotesi del calcio per 40 anni, di dare vita a questa cosa, perché non è una cosa nostra, come diceva, è qualcosa che ricorda la Prima Guerra Mondiale, dove tutti gli italiani hanno combattuto per lo stesso obiettivo,
la quarta guerra di indipendenza, che ha portato che a quel tempo una delimitazione dei confini e quant'altro di ideali per la nostra patria. Io continuerò il mio lavoro, il Presidente sa che io sono un po' rompi, perché gli chiedo tanto, perché questa associazione deve avere tutta la sua forza. Questo gonfalone è stato portato nella città dove sono nato, il 4 novembre scorso, perché ho sentito come premio di fare questa cosa. È stata tutta una cerimonia con i sindaci della zona e poi ci tengo a dire che quella è la città dei gladiatori, la vecchia Capua. Concludo cercando anche tra di voi tutti quanti, che è la cosa principale, magari iscriversi a questa associazione. Ne abbiamo già parecchi da tutta Italia e anche dall'estero. Vi ringrazio tutti e buona giornata. Grazie Vicepresidente Prodomo. Mi sposto all'altro capo del tavolo per dare la parola all'altro Vicepresidente, Antonella Uliana. Prego. Condivido con tutti voi qui presenti oggi l'emozione per questo momento. La rinata Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto è un vanto ed è un onore per noi tutti, per la nostra città di Vittorio Veneto, ma per il nostro Paese. E io sento quindi profondamente l'impegno e l'onore di un ruolo che mi è stato attribuito. E anch'io non posso, caro Presidente, che ricordare come in quel lontano 1968 io ero piccolissima, ma i miei genitori mi portarono in Piazza del Popolo, perché lì quel giorno il Presidente Saragat consegnava le croci e insigniva dell'onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto i reduci della Grande Guerra. Tra loro c'era anche il nonno materno. E io ricordo gli occhi lucidi e l'incredulità, perché lui diceva che in fin dei conti aveva fatto soltanto il suo dovere. Quegli occhi che poi si riempivano puntualmente di lacrime quando sentiva le note della canzone del Piave. E vi assicuro che per tutta la sua vita non dimenticò mai, neanche per un istante, quel fronte, i compagni caduti e quella guerra. E sognò sempre, trasmettendolo anche a noi, un paese dove regnava la pace e la fratellanza. Ecco perché credo che essere qui oggi a presentare la rinata associazione all'interno del Museo della Battaglia abbia un senso particolare, perché questo è un museo dove si raccolgono cimeli che ci parlano di guerra e di morte, ma è un museo dove sempre più nel corso di questi ultimi anni abbiamo invece voluto lanciare messaggi di vita e di pace. E in particolare qui siamo all'interno dell'aula civica, dove si riuniva il governo della antica municipalità di Ceneda. Le pareti sono affrescate da storie della città di Ceneda e da figure in monocromo che rappresentano quelle che dovevano essere le virtù che i governanti dovevano avere come motivo ispirativo. Ce n'è una, in particolar modo, che oggi mi sento di indicare a voi per la sua pregnanza. È lì, guardatela tutti. È il simbolo della pace. Grazie Vicepresidente
Uliana. Concludiamo i nostri interventi, last but not least, come dicono gli inglesi, con il segretario generale dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, l'avvocato Caliandro, a cui do la parola. Prego. Grazie a tutti. Buongiorno, non so se mi sentite, credo che il microfono ci abbia lasciato. Ecco, grazie. Io vi intratterrò solo per pochissimi minuti perché credo che le cose fondamentali che andavano dette sono state dette dagli interlocutori precedenti e non vi nascondo, anch'io ho sentito molto la responsabilità di questo lavoro che in forma bonaria e del tutto volontaristica e con molto piacere ho svolto su richiesta degli amici dell'associazione, della consulta delle associazioni d'Arma, che hanno con molta caparbietà preso in mano questa associazione e hanno voluto raggiungere questo importante risultato. Ma anche, ed è importante sottolinearlo, nella fase di ricostituzione di questa associazione è stato fondamentale l'apporto della Giunta, nella persona del sindaco in particolare e dell'assessore Uliana, dell'ufficio affari istituzionali, della segreteria del cerimoniale, che hanno dato davvero un grandissimo appoggio affinché si potesse arrivare a questo risultato. Oggi noi non stiamo rifondando un'associazione nuova, stiamo riprendendo in mano quello, come è stato già più volte detto, che è quell'associazione che è nata il 20 gennaio del 70 a Rapallo, in Genova, in provincia di Genova, e un'associazione che radunava tutti gli insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto e che per origini storiche si è voluto insediare nella nostra città. Ed è un punto d'onore, credo, per la nostra città avere un'associazione nazionale di questa caratteristica. È chiaro che abbiamo voluto, nel riprendere in mano l'associazione, rivederne anche un po' gli scopi, adattarli a quelli che sono le caratteristiche attuali e in tal senso abbiamo aperto anche le iscrizioni a tutti i soci, a tutte le persone che vogliono diventare soci sostenitori di questo sodalizio, per renderli partecipi di quelli che sono i nostri fini principali. Volevo solo brevemente identificarli. Abbiamo la volontà come associazione di mantenere alto lo spirito delle patrie tradizioni, di perpetuare la memoria dei gloriosi caduti della guerra del 15-18 e di tutte le altre guerre combattute dalle forze armate italiane. Ma soprattutto vogliamo muoverci e promuovere tutte le iniziative atte a difendere e realizzare tra gli associati e i cittadini, in particolare i giovani, i principi di solidarietà nazionale, del senso dell'onore, del dovere, della partecipazione alla vita privata e pubblica. Ma siamo anche un'associazione memorialistica che ha voglia di consolidare la ricerca, la divulgazione storico-scientifica e di tutelare tutto quello che è il patrimonio e l'archivio storico dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto e con essa tutti coloro che sono qui rappresentati. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati e che vogliamo portare avanti in un'associazione che ha un'origine ormai cinquantennale e che si proietta nel futuro della nostra comunità. L'invito che vi possiamo fare è di contattarci perché abbiamo bisogno, virgolette, del vostro supporto, di soci sostenitori. Sono tantissimi in Italia che hanno risposto. Ci piacerebbe che questa associazione riprendesse quel ruolo nazionale che ha sempre avuto e su questo vogliamo raggiungere come risultato. Gli organi attualmente esistenti sono il Consiglio Direttivo Nazionale che vedete in parte qui rappresentato, saluto anche tutti gli altri consiglieri che sono presenti tra il pubblico, c'è il Collegio dei Provvedibili Nazionale e verrà a breve anche costituita l'Assemblea Nazionale.
Non ho altro da dirvi, vi ringrazio per la partecipazione e mi auguro che questo sia l'inizio, ma ne sono sicuro, di un cammino positivo e un onore per la nostra città. Grazie ancora. Grazie Avvocato Caliandro. Concludiamo la nostra cerimonia con la consegna delle spille dell'associazione. Prova, cambiamo il microfono. Quindi invito il Presidente Colletta a portarsi davanti al tavolo. Inizieremo la consegna delle spille con i soci onorari, che sono 3. E la prima a riceverla sarà la signora Lidia Talin, figlia dell'ultimo Presidente, che invito ad avvicinarsi. Prego. Invito anche il colonnello Lorenzo Cadeddu ad avvicinarsi anche lui, perché sarà lui poi a consegnare alla signora Talin la targa che abbiamo preparato per l'occasione. Un crest dell'associazione. Prego, colonnello. Benissimo. Tu, Lorenzo, fermati, perché adesso è arrivato il tuo momento di ricevere in qualità di socio onorario la spilla dell'associazione. Un applauso al colonnello Lorenzo Cadeddu, storico militare, autore di moltissime pubblicazioni. E per ultimo, anche qui last but not least, invito il generale Spinelli ad avvicinarsi alla presidenza. Anche a lui, in qualità di socio onorario, viene consegnata la spilla dell'Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto. Bene. Invito infine i membri del Consiglio nazionale. Prego. Ah, scusate, è vero. Il presidente della consulta delle associazioni, naturalmente anch'egli socio onorario, riceve adesso la spilla dell'Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto. Il presidente Bertolini, un applauso. Bene, ora invito ad avvicinarsi al tavolo i membri del Consiglio nazionale e li invito a presentarsi. Prego. Luigi Mele. Allora, al signor Mele il... Prego. Prego. Davide Sommavilla. Il signor Sommavilla. Franco Gobbato, che conosco e quindi ho il piacere di presentare personalmente. Mi ha lasciato a casa il cappello da Chino. All'ordine. Manca ancora qualcuno? Ah, naturalmente il presidente Introvigna, che era dall'altra parte, mi era sfuggito. Prego. Marcello Tomasi. Il signor Tommasi, prego. E naturalmente la consegneremo anche al sindaco di Vittorio Veneto, che è il presidente onorario, giustamente. Adesso. E
Antonella Uliana. Prego Antonella. E naturalmente anche Gabriele Prodromo. Certo. E in questo caso ultimo il sottoscritto Stefano Gambarotto, addetto stampa dell'associazione, oltre che membro del Consiglio nazionale. Grazie Presidente. Grazie particolare. Ma figurati, grazie. Ah, aspetta. Grazie. Mi ricorda giustamente il vicepresidente Prodomo che queste spille sono in argento, quindi si tratta anche di un oggetto prezioso. Bene, direi che adesso tutti possono accomodarsi per la foto di rito accanto al gonfalone. Io le ho date a tutti, ma nessuno l'ha data a me. Speriamo che qualcuno si ricordi che anche il Presidente avrebbe piacere di averla. Assolutamente. Naturalmente tutti gli iscritti poi riceveranno la spilla oltre alla tessera sociale. Cosa? Al segretario generale. Sì, anche naturalmente ulteriore dimenticanza, il segretario generale non l'ha ricevuta, mi fanno presente. Prego. Il bello della diretta, giustamente come sottolinea il Presidente. Bene, quindi invito il Consiglio a posizionarsi presso il gonfalone per la foto di rito che ci è stata richiesta dalla stampa. Certo, spostiamolo. Ricordo a tutti i presenti che le iscrizioni all'associazione sono aperte. È scaricabile online un modulo che poi è possibile inviare per posta elettronica con allegata la riversale del versamento dei 15 euro che costituisce la quota annuale di adesione. Prego. Bene, si conclude qui la cerimonia. A voi tutti grazie per essere stati presenti e vi diamo appuntamento alle prossime attività dell'Associazione Nazionale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. E soprattutto iscrivetevi. E naturalmente mi ricorda il vicepresidente Prodromo, iscrivetevi.